Ieri c'è stato lo sciopero in tutta l'Italia per i mezzi pubblici e le macchine si sono triplicate, quindi c'è stato un grande caos, no? Sì. In tutta l'Italia, in tutte le città, perché ovviamente i parcheggi erano pieni e la gente a un certo punto non sapeva neanche dove parcheggiare. Sì. Sì. C'è. Solo sì, devi dire. Un argomento sul parcheggio, un argomento su uno sciopero così importante, così delicato e tu sì. Va. Vabbè. E siamo a parlare! Amici miei, con questi parcheggi in Italia veramente non si capisce niente, veramente si impazzisce, non sa più dove devi mettere la macchina. Pensate, io una volta feci un viaggio in India ed incontrai un mio amico, dissi: Pasqua, anche tu in India? Sei venuto a cercare te stesso? Rispose lui: no, sono venuto a cercare un parcheggio, in Italia non ho trovato niente. Delle volte nella difficoltà, nella disperazione, ti imbatti nel parcheggiatore abusivo. L'ultima volta lo vidi e dissi: ma com'è? 10 euro? 10 euro a voi. Vi ho parcheggiato a Spina di Pesce. A Spina di Pesce 10 euro. Tu 10 euro non solo mi devi parcheggiare a Spina di Pesce, ma mi devi fare pure un calamaro alla brace. E allora mi ha detto: e allora facciamo 5 euro e vi parcheggio a Pettine. Voglio, costa 1 euro, parcheggiami a Bigodino. E mi infilo. Una volta in una stradina vidi un vecchietto vicino alla macchina che smontava le ruote, smontava gli specchietti, smontava lo sportello. Gli dissi: ma non ti vergogni? Alla tua età ti metti a rubare? Mi rispose: ma quale rubare? Sto girando con la macchina da 1 ora e mezza e non trovo un parcheggio. Me la sto smontando pezzo e mi porta a casa. Che devo fare? E allora lo dico qua, striscia la notizia, il pensiero che io tengo. Jeff Bezos, secondo me, è andato nello spazio ad aprire parcheggi. Già mi immagino fra 20 anni il cartello esposto nell'area parcheggio sulla Luna. Ci scusiamo per il disagio con i clienti, ma anche stasera la Luna è piena. Allora io dico solo una cosa: in molte città si sta risolvendo il problema col car sharing. Invece di avere una macchina, la prendi quando ti serve. Così invece di cercare mezz'ora un parcheggio con la tua macchina, lo cerchi sempre per mezz'ora. Ma macchina non è nemmeno la tua. E allora, per concludere, grazie amici parcheggiati, ma ci sta un signore a Conegliano Veneto che ha risolto il problema. La sua vecchia macchina l'ha parcheggiata nello stesso posto dal 1974, però paga regolarmente il bollo. E che problema c'è? Noi teniamo gente che sta parcheggiata in Parlamento da anni, non paga il bollo e il parcheggio glielo paghiamo noi. Ho parlato. Grazie a voi, grazie. Grazie, siete stati un pubblico straordinario, a voi. Guarda, questo applauso te lo faccio anch'io stasera. Grazie. E siamo a parlare. Parlammo. Bravo Vanessa, brava.